Allora lo portano alla festa della Madonna di Spagna a San Veromilis e poi va subito alla cavalcata. Beh, da lì capisce che insomma la musica sarda e la fisarmonica non l'abbandonerà mai e inizia poi il percorso col maestro Albi. Poi accompagna un sacco di gruppi folcloristici: Sediani, Milis, San Veromilis, Zerfariu, Cabras, Uras. Pensate che una sera a Sant'Adi col gruppo di Sola Russa, mentre stava a suonare, era stanco morto, si è addormentato mentre il gruppo ballava, lui suonava, si addormenta sulla fisarmonica. Dopo il colpo di sonno si sveglia e trova la piazza. Era poca perché eravamo gli ultimi. Stasera sei in forma, sei sveglio, sei pronto? Benissimo, non avremo un attacco di catalessi, suonerà un campidanese, Gianfranco Mura. Bravo!
Meraviglioso sentire questo strumento qua, una cassa, un quadrato che fa la musica di un'orchestra, è qualcosa di straordinario. È stato un piacere anche per noi, Gianfranco, e andiamo avanti con il prossimo.